Oggi in studio abbiamo un ospite che presenterà il proprio progetto. Do il benvenuto al presidente del Lions Club di San Nona di Piave, Gianfranco Gallesso. Benvenuto presidente. Grazie dell'invito, ho accolto l'invito molto volentieri per presentare questo grande progetto. Perfetto, infatti si tratta di un'iniziativa particolare. Il Lions Club di San Nona è il primo addirittura in Italia a pensare a questa cosa. Vogliamo dare qualche indizio ai nostri telespettatori senza svelare il tutto? Molto bene. L'idea che abbiamo messo in campo come associazione Lions Club di San Nona di Piave consiste in una sorta di chiamata alle armi della comunità. Abbiamo pensato che coalizzare una comunità a fronte di 5 obiettivi importanti dedicati alle persone più bisognose rientrasse in quelli che sono i fondamentali del nostro club e del club Lions International. Sarà un compito arduo perché chiederemo €1 ad ogni cittadino sandonatese per raggiungere una somma che contiamo anche di superare di €50.000. 50.000 euro perché gli abitanti di San Nona sono all'incirca 45.000. Sì, 44.000. Cittadino più, cittadino meno. Attraverso quali canali pensate di raccogliere questo euro a cittadino? Allora, noi abbiamo progettato un sistema che si rivolge a 2 precise forme di raccolta. Una raccolta finalizzata a somme più importanti dell'euro, che sono legate a versamenti che potranno fare le aziende o i privati e che saranno deducibili fiscalmente, e poi la grande sfida che è anche il nostro grande sogno, che è quello di coinvolgere tutta la comunità dei servizi, delle imprese che hanno contatto con il pubblico, delle aziende quali bar, ristoranti e negozi del centro e della periferia, consegnando ad ogni azienda dei blocchetti con delle ricevute da €1 e che saranno così, che serviranno poi a sollecitare i singoli clienti per il versamento anche di un singolo e solo euro. Le aziende verranno contraddistinte e saranno riconoscibili attraverso una vetrofania che vedrà un cavaliere antico a cavallo e sarà denominata Cavaliere della Solidarietà, per cui San Nona dona, Cavaliere della Solidarietà. Qualsiasi cittadino di San Nona di Piave che vorrà versare €1 dovrà identificare il suo Cavaliere della Solidarietà e entrare in questo negozio e chiedere la ricevuta di €1. La raccolta durerà 4 mesi, per cui novembre, dicembre, gennaio e febbraio, e poi contiamo nel mese di marzo di fare una grande giornata di festa dove predisporre gli appositi assegni e consegnarli per questi grandi 5 obiettivi che sono dichiarati e che riguardano 5 precise aree. Avete già quindi deciso di devolvere il denaro che Sì, sarà raccolto a 5 precisi obiettivi. Tra le altre cose, al fine di evitare qualunque tipo di compromissione, per essere chiari e cristallini, abbiamo condiviso la raccolta con la Fondazione Terra d'Acqua, che servirà da notaio, per cui farà il terzo per controllare che qualsiasi euro, che ogni euro e ogni spesa venga timbrata e convalidata. Insieme alla Fondazione Terra d'Acqua, pertanto, condivideremo questo progetto. Devo dire iniziativa davvero, davvero lodevole. Ringrazio il presidente Gianfranco Gallesso per essere stato qui con noi. È stato un piacere. Per aver risposto all'invito e soprattutto per aver esposto questa iniziativa, e invito, mi consenta, a tutti i telespettatori, soprattutto i sannonatesi, ad aderire, Sì. a partecipare a Per cui dal mese di novembre alla ricerca del Cavaliere della Solidarietà e tutti a donare €1. Perfetto, ringrazio il presidente del Lions Club per essere stato qui con noi. Grazie presidente. Grazie a voi.